dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non gli risponderebbe una volta solenne. Saggio di mente, potente per la forza, chi si è opposto a lui è rimasto salvo? Trasporta le montagne e non lo sanno. Egli nella sua ira le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge, e alle stelle pone il suo sigillo. Egli da solo stende i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le Pleiadi e i penetrali, nel cielo astrale. Fa cose tanto grandi da non potersi indagare, meraviglie da non potersi contare. Ecco, mi passa vicino e non lo vedo, e se ne va, e di lui non m'accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire che fai? Tanto meno io potrei rispondergli, trovare parole da dirgli. Se avessi anche ragione, non risponderei. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se io lo invocassi e mi rispondesse, non crederei che abbia ascoltato la mia voce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: a te, Signore, sale la mia preghiera. A te, Signore. Chiesetta in questa direzione, dove vedete l'altare e il quadro della Madonna, e vedrai una cosa meravigliosa. Ecco, la ragazza ha ascoltato. La prima apparizione fu il 14 maggio del 1729, la seconda il 26 maggio in quell'anno 1730.
apparizioni. Dopo la terza c'è stata una quarta apparizione nell'antipendio dell'altare, voi le vedete rappresentate. Preghiamo insieme e diciamo: per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci Signore. Per l'intercessione dei santi angeli, Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, con la protezione dell'Arcangelo Michele, possa mantenere intatta la sua fede, respingere gli assalti del maligno e camminare sicuri lungo gli ardui sentieri del mondo e della storia. Preghiamo. nostre